Riprendo il discorso dell'altra volta. Va però pure e sempre ricordato che Amleto è un principe del sangue, figlio di re, primo nella possibile successione al trono e tale proclamato nel primo atto scena seconda. Re Claudio, l'usurpatore, ci informa che è amato dal popolo, il quale si sbilancia in qualche torbido o tumulto a suo favore, cosa di per sé di gran momento e non certo da tutti. Nel dramma viene detto con ammirazione Courtier, Soldier, Scholar, The Glass of Fashion and the Mold of Form, un modello per la moda e le buone maniere, il primo a corte, studente e studioso, che legge e cita libri, capace di comporre brani teatrali, ma anche soldato, il quale va all'abbordaggio di una nave di pirati, come si racconta nell'anno IV, si tiene fisicamente in forma, si allena per essere provetto schermitore, come dimostra nel duello finale della tragedia, dove sfoggia bravura pur soccombendo al duplice tradimento. Re Claudio, e non sembra una delle sue fabbricazioni, riferisce della sua profonda invidia e volontà di sfidare a duello, ancor prima della soluzione finale, Laerte, considerato più provetto spadaccino di lui. Lo sfondo del dramma è di guerra e di preparativi di guerra, e la guerra leggia in molti suoi momenti, discorsi e scene. Allora si diceva armas y letras. Alla sua morte ad Amleto vengono tributati solenni onori militari. Nessuno gli dà del tu, tranne lo spettro del padre, la madre e lo zio usurpatore che è il re. Tutti gli altri, compreso Orazio, i cosiddetti amici di università, gli danno del voi, col rispetto ai salamelecchi previsti dalle regole e dal cerimoniale di corte. Tiene le distanze con tutti, si muove secondo ben preciso ordine e rango sociale. Non è nostro cugino, potrebbe diventare l'unto del Signore in un'epoca di assolutismo divino dei re, e com'è in effetti nelle fonti. Perciò non lo vedo aver molto, in realtà nulla, da spartire con adolescenti titubanti, giovani arrabbiati e intellettuali scontenti che fanno a gara per identificarsi con lui, che è sì malinconico e ne ha ben donde, ma parco o addirittura privo di sdilinquimenti. Qualcuno ne mostra nella pur brillante resa cinematografica di Laurence Olivier del 1948, ma giustamente a Prufrock, l'esangue ed eternamente indeciso protagonista della poesia omonima, epitome del mediocre uomo moderno, lui sì, Prufrock, uno dei nostri contemporanei e simili, T.S. Eliot fa dire no, non sono il principe Amleto, né dovevo esserlo, sono solo uno del seguito, adatto a una bisogna o due, quasi talvolta il buffone, e sono figure come queste con cui noi tutti potremmo identificarci, non con Amleto. Secondo quanto si dirà nell'atto quinto, un po' tardi, ma la frittata è fatta. È detto che Amleto ha 30 anni, nessuno lo contesta, la matematica non lascia troppo spazio, malgrado la discrepanza con certi suoi atteggiamenti giovanili. Ma ricordiamo che quando si dice Young Hamlet si intende Amleto figlio rispetto al vecchio re
dallo stesso nome. Ed è vero che all'inizio è più volte identificato come studente universitario, al più baccelliere. Lo si può quindi ringiovanire fino a un certo punto, perché molti aspetti del suo comportamento e momenti del dramma lo giustificano o lo permettono, ma non è un giovincello o un ragazzo come si dice oggi. Per l'epoca sua e di Shakespeare è più vicino alla mezza età, ricordiamo Dante, 35, si sente alle soglie del declino, è insoddisfatto di non aver fatto di più e di meglio nella sua situazione, e insomma è un uomo non lontano dalla maturità e disilluso. Ora, la dimensione di pensiero, l'emotività complessa, le sottigliezze anche filosofiche dei suoi soliloqui, sono quasi 10, e anche dei suoi 1000 motti, non sono da adolescente, ma da intellettuale adulto per l'epoca, è tutt'altro che sedentario. Un uomo che conosce la realtà concreta e variegata del mondo, della corte, degli attori, delle arti, anche quelle militari, dell'amore e della violenza, del delitto e della colpa, persino di presenze che vengono dall'aldilà. Uccide imperterrito un uomo, manda a morte corporale ed eterna gli amici di università. Nella scena finale è al centro di una carneficina. E tutto questo non è roba da insoddisfatti precoci, anche perché la sua età si ripercuote su quella degli altri personaggi. La madre, come lo zio, il re usurpatore, sarebbe più vicino ai 50 che ai 40 anni, e per l'epoca la madre sarebbe davvero una matrona, come le rinfaccia il figlio nelle sue reprimende per i suoi ardori sessuali. E il padre di Amleto non sarebbe stato ucciso nel fiore dei suoi peccati, come racconta lui il padre e come ricorda il figlio Amleto, ma ben oltre. Se vogliamo, con i compagni di università, su cui si insiste molto, Amleto formerebbe un bel quartetto di anziani fuori corso da lunga data. Ora, l'unica soluzione, non ne ho altre, è arrivare a bilanciare mentalmente l'età dichiarata di Amleto e quella esibita o percepita o voluta, specie nella prima parte, sulla scena. Cioè dobbiamo immaginarcelo fra i 20 e i 30 anni, più vicino ai 30, e i 30 anni di allora, non di oggi. E sono scompensi testuali che diventano scompensi, difficoltà interpretativi e di messa in scena con cui occorre fare i conti e convivere nella lettura. E poi quello della vendetta è un compito gravoso fisicamente e spiritualmente, che richiede di continuo decisioni sul filo del rasoio, da attuare con un regicidio a corte, praticamente da solo contro l'establishment. Tutt'altro che facile, direi, come ritengono invece impunemente studiosi e commentatori da tavolino. E Amleto, nonostante i dubbi, le remore e le sofferenze, tante sofferenze personali, gli ostacoli, alla fine ci riesce quasi suo malgrado. Quindi l'immedesimarsi con lui, considerarlo uno di noi, come è lecito farlo nelle parti dove sono in gioco i sentimenti, i dubbi e le paure, è una questione piuttosto spinosa. Nasce con i giovani poeti e intellettuali romantici che sentono precocemente il male di vivere, hanno ansie di morte e pensieri sepolcrali e trovano in lui un precursore e modello col teschio in mano, solo per mezzo minuto. E lo codifica questo atteggiamento per più generazioni Goethe, con una frase del suo romanzo Il noviziato di Wilhelm Meister,
dove scrive, traumatizzato dalla scoperta del male del mondo, un essere bello, puro, nobile, altamente morale, senza la virile forza naturale che fa l'eroe, soccombe sotto un peso che non può né portare né respingere. E allora come fare a non credersi uno come lui? Anche se bello, puro, nobile, altamente morale, Amleto proprio non lo è affatto. A leggere bene la tragedia, notando il suo comportamento crudele, sprezzante e immotivato con Ofelia, il povero Polonio trucidato di sua mano, gli amici Guildenstern e Rosencrantz mandati a morte senza licenza di confessarsi, cioè destinati alle pene perpetue, che per l'età era una credenza assoluta, oppure come nella scena con Re Claudio in preghiera, rifiutandosi di ucciderlo in quel momento perché così lo manderebbe in paradiso e non all'inferno dove deve soffrire per l'eternità. Beh, direi che crudeltà e disprezzo sono largiti a larghe mani con tutti, anche nei riguardi dell'unico amico Orazio, in scene che talvolta hanno imbarazzato e che sono quelle che si taglia per primi per farlo apparire più bello. La forte spinta in avanti alla immedesimazione, che continua a ritenere fallace, la dà poi notoriamente Freud, che analizza Amleto come portatore moderno del complesso di Edipo, al quale lo appaia nella interpretazione dei sogni, prima in una lettera, poi in una nota, poi nel testo, vedendolo agitato da conflitti repressi comuni a tutti. E come scrive sia qui che poi nel saggio Personaggi psicanalitici sulla scena, ci si riconosce in lui perché il suo impulso rimosso è di quelli, parole di Freud, che sono egualmente rimossi in tutti noi. E lì si spalanca la porta all'identificazione. Ma va detto che questa nevrosi è solo uno dei tratti di Amleto, pur innegabile, perché per altri aspetti resta legata al suo rango e posizione, più socialmente e storicamente determinati di chiunque si senta il sofferente di turno. Ed anche farne un intellettuale liberale in lotta con il potere, impari alle prese con la realpolitik, paralizzato dallo scontro, come faceva l'Ottocento e poi la critica marxistica o marxista, vedendolo come engagé in un impari confronto, anche questo elude la complessità del suo ruolo. Anche perché nel corso di tali sviluppi che ho appena descritto, si finisce per fare di Amleto una domestic tragedy, un family drama, ahimè, una tragedia domestica, un dramma di famiglia, che è un grave declassamento perché è ben altro e molto di più, una vera tragedia di altolocati, principi e re, quella che nel Medioevo si chiamava The Fall of Princes. Do due considerazioni. Si può prendere l'Enea di Virgilio come prototipo del migrante, ma non bisogna dimenticare che la natura e la funzione della sua figura è mitico-storica, dinastica e celebrativa del futuro impero romano. Non è Enea, come hanno detto, se non alla lontana e all'inizio, uno come i giovani migranti di ieri e di oggi. È un grande eroe in difficoltà che deve rifarsi e salvare il salvabile, riuscendovi. Fonda una nazione. È appena uscito un libro di Guido Rizzi,
che si intitola, basta il titolo, Enea, lo straniero, le origini di Roma. E in un ipotetico, del tutto ipotetico dramma su, poniamo, Ivan, figlio di Stalin, le motivazioni delle sue presumibili turbe, conflitti, incertezze, complessi e nevrosi sarebbero per forza di cose diverse, più drastiche e dolorose di quelle di un comune mortale, specie se dovesse far guerra ai successori del padre. Così per Amleto, a pochi toccano compiti pari al suo. Posso suggerire, e mi avvio alla conclusione, solo un modo generico o una scappatoia, non per risolvere, ma per ovviare o sottrarsi al problema di una facile, immediata e spontanea identificazione. Provare, costringersi cioè, a immedesimarsi simultaneamente anche con tutti e con ciascuno degli altri personaggi principali, a cominciare da Ofelia, alla regina, Orazio e Polonio, con lo stesso re malvagio, con gli stessi malcapitati amici di università, magari anche col Becchino, col quale Amleto parla alla fine, in una immedesimazione che sia complessiva e variata, acquista legittimità e giustificazione anche quella con Amleto, perché messa in un gioco di stringenti e aggrovigliate relazioni che non vanno oscurate. Amleto non agisce e sente da solo, neanche in una trafila, bensì in una rete di relazioni imprescindibili. Senza di queste, l'identificazione solo con lui è sbilanciata, sterile, indebita, laddove serve una partecipazione al dramma di tutti, altrimenti diventa un farsi bello sugli altri invece che una condivisione con loro. In ogni caso, occorre anche condividerne le bassezze e le brutture che, con buona pace di Goethe, ci sono e sono tante, non solo e tantomeno con gli aspetti nobili ed elevati. La sofferenza che lo contraddistingue senza dubbio induce a immedesimarsi, perché la sofferenza, si sa, attrae, ma sembra il modo e la via più facile e deleteria. Meglio allora l'altro aspetto, farsi carico delle contraddizioni che contraddistinguono l'animo e lo svolgimento delle vicende di Amleto, tenendo anche sempre presente il suo lato forzatamente o volutamente faceto, ridanciano, legato al ruolo che si è dato, non solo la percezione dei conflitti radicati nella realtà, perché è una situazione che non salva, ma nemmeno induce a idealizzare nessuno.